Allora, mo dobbiamo fare una bella chiacchierata. Sì. Allora, io per fare in modo che questa chiacchierata sia quanto più di sincero possibile, quanto più sincera possibile, ho deciso di non avere copione, io non ce l'ho mai il copione. Ecco perché la presenza della conduttrice Alessia, cioè nel senso che Alessia mi indicherà dove andare, inquadrerà delle parti del tuo corpo e io in base a quello, alle indicazioni che mi dà Alessia, facciamo questa chiacchierata. Alessia, partiamo, scegli tu da dove vogliamo partire. Io non so niente, non ci siamo messi d'accordo io ed Alessia. Assolutamente no. Così siamo sul filo. L'orecchio. Allora, senti un po'. In questi 4 anni, ok? Quali sono le cose che hai ascoltato o letto su di te che ti hanno dato più fastidio? Le critiche della gente che non mi conosceva fondamentalmente nella vita privata. Io, prima di giudicare una persona, Ettore, mi deve imparare prima a conoscerla. Cioè non posso giudicare una persona o per sentito dire o tramite un giornale che per la maggior parte delle notizie raccontano un sacco di cazzate. Questa secondo me è la cosa che mi ha dato più fastidio, la critica sfaccettata, cioè se uno non si impara a conoscere una persona, ma come la può giudicare? Tu, volevo sapere una cosa, in questi 4 anni ti sei sentito in colpa, cioè hai sentito su di te la responsabilità di aver fatto una cazzata? Sì, tante ne ho fatte nella mia vita, però è proprio da quegli errori che sono maturato tanto. Se uno non riesce a maturare dai propri errori, vuol dire che della vita non hanno capito un cazzo. Gli errori nella vita si fanno perché siamo tutti umani, cioè chi di più e chi in meno, voglio dire, li abbiamo fatti tutti. Però se non si matura dagli errori fatti, la vita non ne capita niente. In questi anni c'è stata una persona in particolare che tu stimi, al quale tu vuoi bene, che ti ha detto Raffaele, sei stato uno strunz? Mio padre. Come te l'ha detto? Come l'hai detto tu? Sei stato uno strunz? Bimbo, papà, sei stato uno strunzo. E tu? Hai ragione, papà. Non potevo dirgli, cioè, aveva ragione lui. Però è da quegli errori che oggi mi sento più uomo, più maturo e più responsabile soprattutto. Che è una cosa che non mi apparteneva proprio. Alessia, andiamo avanti, dammi un altro particolare. Prosegui tu. Prosegui tu. Io aspetto il segnale di la barba. O pizzetto. Stupizzetto. E adesso mi viene in testa, come fa a essere a cucinire sto pizzetto? È tinto? Il pizzetto è tinto? No, assolutamente no. È reale? È reale. La barba è così reale? Sì. Chi ti ha aiutato in questi 4 anni a vedere meno nero? Carmen, mia moglie, che mi ha dato la forza anche di non commettere più gli stessi errori. E lei è più piccola di me, di 9 anni. Mi ha imparato a riflettere prima di fare una cosa, a contare fino a 10. Sembrerà stupido detto da me che ho 32 e lei ce n'ha 9 in meno a me. Però io dico grazie a lei perché mi è stata vicina e mi ha fatto capire veramente cose che io prima, Ettore, cioè non giustino proprio una capanna. Cioè mi godo la vita, mi vivo la vita a 360 gradi. Visto che nel 2011 io ebbi quell'incidente mortale che mi ero nato per morto e Dio mi ha dato anche la forza di sconfiggere, di andare avanti, di rialzarmi di nuovo da questo brutto episodio e niente, ne ho passate tante, tu. Ne ho passate tante, però oggi ti posso dire che sono sereno e ho acquisito la pace nella mente. Senti, a proposito di Carmen, che io conosco da un po', e visto che tu mi hai parlato della forza,
Adesso non voglio entrare nel personale perché Carmen non c'è, nel vabbè, tuo ma in realtà lo sanno tutti, cioè, molto abbiamo no, visto sui social questo periodo. no, ma quello che ti volevo Lei aveva chiedere. 19 anni, tu dicevi, tu vuoi essere pure lo stramazzotti, ma tenga una vita, facciamo mura 4 mesi. Esatto. Ma una No, vita, ma semmai era anche no, la famiglia, cioè nel senso che lei ha lottato moltissimo per stare con te, Sì, cioè ti ha voluto Carmen. con tutte le forze. Carmen un giorno cioè litigò con i genitori, c'è tipo una casa di Raffaele, voglio basta, con i suoi errori, con le sue pecche e con i suoi difetti. Ma tu hai capito che questa è una responsabilità Sì, infinita? grossa. Ma vabbè. Però ti dico che oggi i miei suoceri muoiono bene peggio i figli. Allora noi eravamo in guerra, però oggi muoiono Perché bene che peggio i pensavano figli. di te? Pensavano di tutto, però cioè di tutto e di più. Però oggi ti posso dire che loro, conoscendomi, ecco, ritorniamo al discorso precedente, muoiono bene peggio i figli. Alessia, proseguiamo, andiamo avanti, dammi un particolare. C'è un tampone, qualcosa, sto sudando. Se Vincenzo Ravo mi porta un fazzolettino di carta così riusciamo a tamponare Sì. il... allora, non riesco a capire se è la pancia o la parte più bassa, la mano. La mano, le mani ci raccontano moltissimo. Tutto incomincia sempre con le mani. Tutto incomincia sempre con le mani. Facci caso. Lo dice anche Gigi Finizio in una canzone. Lo ma è la dice pura anche verità. Gigi Finizio. Sì. Guarda, le mani sono... È bello questo fatto che hai citato... Le mani sono... Che so in mano? Sono belle, sono dolci, sono tenere, ma sanno essere pure pericolose assai. No? Dicevi? No, è bello questo concetto che sanno essere anche pericolosi assai. È vero, no? Senti, quando eri piccolo tu, con le mani, ti sei mai battuto? Tu? Che facevi? Ero un ragazzaccio, ero un scugnissimo. Ma perché? E tenevi sta malattia, camminavo sempre con la mazza da baseball in macchina. Ma tu sei pazzo? Sì, lo ero. Io stamattina alla radio parlando di me e di Lo te, ero. ho detto che noi siamo due teste di cazzo. Sì, è vero. Perché io e te siamo due Però teste di maturate, cazzo. io mi Sì, sento beh, maturato. certo, perché, insomma, perché è chiaro, ma... Perché stiamo parlando, non stessimo qua. No, assolutamente no. Però, insomma, due teste di cazzo che hanno capito di essere due teste di cazzo, che è già un passo avanti. Hai capito? Che quello è guarda, che la consapevolezza è assolutamente un traguardo. Sì. E con questa mazza di... Che ci facevi con questa mazza, scusa, ma Mettevo paura. Voleva essere capito che un cappuccino della situazione. Ho capito. Tu avevi la mia stessa età, te meno poco, perché i cavalli uccelli era futbolino. Che c'è a babbo? Dopo battere, è venuto con la mazza. Ma quella è una questione di DNA, insomma. Senti, visto che prima hai citato Gigi Finizio, ti volevo chiedere, a proposito delle mani, chi te l'ha data una mano in questi anni tra i tuoi colleghi? E chi invece che la mano se le ha nascosta? Se vuoi fare i nomi. No, assolutamente sì, io non ho chiesto la mano a nessuno. E questa è la verità, perché io lo so. Gli unici ad essere stati loro a stendermi una mano più volte, ma con insistenza, perché io sai, con 43 anni, ho sempre voluto fare tutto da solo e realizzare le cose con le mie forze, ce l'ho sempre fatta, anche da casa. Però la mia famiglia mi è stata più che vicino, mia mamma, mio padre, mia suocera, mio suocero e pochi altri della famiglia che non faccio nomi, se no qualcuno si può pigliare collo, però chi si sente in colpa lo sa. Mancano cantando. Però io sono capo e non so corpo. Voglio dire, con le mie forze ho sempre sconfitto tutto. E a proposito dei colleghi, nell'aver accettato, nell'aver capito di aver commesso uno sbaglio, ti sei magnato un po' in mano, che semmai qualcuno ha fatto delle cose, ha fatto un po' più di strada? Assolutamente no. Ti stai dicendo la verità? Ti sto dicendo la verità perché, come quel detto napoletano... Aiutami. Come si dice? E tu si può più bicciare delle me. E sai, pianga se stesso, come si dice? Chi causa del suo male pianga se stesso. Ho capito. È tutto molto chiaro. Alessia, andiamo avanti, dammi un'altra indicazione. Cara conduttrice, Alessia è la mia conduttrice motorizzata che vedete qui. Io ripeto sempre che io ho un'amica che voglio tanto bene nell'ambiente artistico che qualsiasi cosa io l'abbia chiesto, scusami, non mi avesse mai detto che non è Nancy, che saluto a lei e Carmine con un abbraccio forte. Bene, andiamo avanti. Cosa sta inquadrando Alessia? Ti prego di essere veloce come le nuove conduttrici. Ecco, lei DJ. Gli occhi. Cosa avresti voluto guardare in questi 4 anni che non hai potuto guardare? Cosa ti è mancato di più?
Io credo che se non sarebbe successo, Ettore, questa disavventura, io al contrario non avrei guardato un cazzo. Io con questi occhi pieni di sofferenza ho costruito una famiglia, abbiamo concepito Raffaella, che il mio successo è più grande, io ho visto cose che non mi suonavo manco liberi. Guarda, veramente, io non c'ho uno dietro il computer che mi può scrivere una roba del genere da far scorrere. Allora, se io... Questa è una roba bellissima. Ma come? Ma te l'hai preparata? Assolutamente no, tu mi sai per Ma queste l'ho fatte bellissime. Allora, se non mi fosse capitata la sciagura che mi è capitato, cioè se io non avessi fatto la cazzata che ho fatto, con questi occhi non avrei guardato un cazzo. Sì, con gli occhi precedenti. Con quelli di prima. Non tutti i mali vengono per nuocere. Andiamo avanti, Alessia, anche perché qua abbiamo chiuso la storia degli occhi, hai capito, Alessia? Poi un comunicatore deve anche capire quando l'argomento è finito. Andiamo avanti, dammi un input, dimmi dove devo andare e Alessia che decide. L'intervista te la sta facendo la conduttrice motorizzata. Il cuore? O cuore. Il cuore mio è grosso assai. Questo è vero però. È pieno di valori, è pieno di sentimenti, Guarda, e me ne vanto di questa cosa. Questo è vero. Perciò quando uno mi fa male divento un diavolo. Però mi sono imparato anche a desistere su certe cose. Ne becco proprio ci annanzi all'occhio, come si dice a Napoli. Senti, ammesso che il cuore, immagina il cuore come la tua stanza preferita, sì. Ok? Chi ci facesse trasire in questa stanza? Io mi trasire Giulella e tu sei assettata a coppa. Vabbè, sei Giulella, ti ringrazio. A me mi può mettere pure vicino alla finestra, come mio nonno vicino alla finestra, o all'erta, mi può mettere a rovo tu. Ma 3 persone fondamentali rinda stu cuore. Fondamentali? Ma proprio fondamentali, cioè quelle là che, capito, quelle che pompano sangue. 3? No, 4. No, 3. Mia mamma, mio padre e Raffaella, non me le volere Carmen, lo sai che ti amo però. No, sono stati io strunzo, nel senso che ho fatto una domanda con tanto di cazzimma. Okay. Ecco, andiamo avanti Alessia, andiamo avanti. Ma mia risposta è scende. Ma io per questo ti voglio bene e so che Carmen capisce e capirà e ha capito profondamente. Vai. I Pier. Il mio cammino è così grande, Ettore. No. Ma ce ne sei, No. Senti, ma... Dimmi. In quella famosa giornata di quella stronzata, dove se tu potessi tornare indietro nel tempo, dove ti faresti portare dai piedi invece di... Di andare in questura a firmare? Invece di andare in questura a firmare, dove... Si via da Virumare, no? A Virumare. A Virumare tutto, 4 anni a Virumare. No, scherzo, dai, no. Insomma. Io credo che gli errori nella vita, pure a lungo andare, uno li paga sempre. Col tempo, prima o dopo, gli errori vanno pagati. È proprio da quegli errori che uno riesce a maturare e a non fare più determinate cose. No? Sì. Ma guardo, mi rispondo. No, ti guardo perché delle volte dici delle cose giuste e sai, c'è un tempo per riflettere. Okay. Cioè, credo che questa cosa sta succedendo a me che... C'è un tempo anche per ogni cosa. C'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per riflettere. Io credo che anche a casa chi ci sta guardando in questo momento, in base alle risposte che dai, sai, una risposta brutta o bella o giusta o sbagliata che sia, poi ti apre la testa, insomma, ti fa pensare ad altre parole, ti fa pensare al tuo personale ed è così. Poi tu sei sempre stato fortemente carismatico, tu sei sempre stato un'icona, cioè nel senso che tu per molti ragazzi, per molti uomini adesso perché sei cresciuto, sei un punto di riferimento. Ecco perché ti sto facendo chiacchierare così, hai capito? Che tu sei la prova che prima o poi nella vita si cambia. Prima o poi nella vita si cambia. Sì. Nel momento in cui però sei consapevole che una certa via presa perché eri troppo giovane, perché eri troppo istintivo, perché eri un poco strunz, perché tenevi una capicazza, quando ti rendi conto che quella via non ti porta da nessuna parte e allora cambi. E io credo che queste cose dette da te abbiano un valore enorme, hai capito? Grazie. Perché semmai un sacco di ragazzi, un sacco di uomini, un La sacco vita è di una cosa donne... meravigliosa, non va trascurata, va vissuto.
E poi non c'è cosa più triste del talento sprecato. Non c'è cosa più triste. Alessia, dammi un input. Yammannanz, io guardo verso di là perché è l'unico modo che ho per capire Alessia dove si dirige. Bene, la pancia. Parlammi sta panza, Raffaele, madonna, veramente, parlammi sta. Innanzitutto grazie per i complimenti, io ho perso un sacco di chili, tua moglie prima mi ha detto, mamma mia, hai perso 20 anni pure. In 3 mesi 28 kg io mi ero fatto 130 kg, assurdo. Ma anche io ero 2 diventato, Raffaello. Ma anche io ero diventato Ora veramente... sono 104. Io non mi guardo, sai come mi è scattata la 2-3 cosa? mesi e ritorno ai miei 85. Ma tu sarai fantastico e non ho dubbi. Ti volevo dire che non mi ricordo, io non mi riguardo mai, non mi riascolto mai, roba perché... Ma perché mi fa messo fatto? Ti giuro su Dio a me fa la stessa cosa. No, perché mi annoia. Hai capito? No, Cioè, nel senso- il motivo non l'ho ancora imparato, ho capito. Io quando pure faccio un video, una cosa, cioè non riesco, vabbè a posto, va bene così. Va bene così. Comunque, per caso, mi capitò un momento di una diretta che avevo fatto con qualcuno, non mi ricordo neanche chi, vidi un'immagine di me per la prima volta e pensai, Maronna, ma come facci schifo? Cioè, nel senso che avevo questo doppio mento esagerato, una faccia tanta, una panza tanta, e non me lo scorderò Me lo mai. ricordo molto bene io perché ti ho visto stasera per la prima volta il tuo cambiamento dal vivo. L'ho vista sulle foto, sì, vabbè, per tutta un'altra roba. Però veramente, avrei voluto vinnare quello. Sì, e lì scattò un 1° giugno, pensai, io ci devo mettere tutta la forza di volontà possibile e devo togliermi da dosso questo ragazzetto di 14 anni che mi portava a rete, no? Perché quando sei così grosso hai l'impressione che ti stai portando un ragazzino o una ragazzina di 14 anni addosso. E questo perché? Perché la forza di volontà è fondamentale. Sì. Tu sai la forza di volontà? Io ne ho avuta tante e ne ho ancora tante. Yammannanz, Alessia, dammi un altro input, scegli un altro posto, vai dove vuoi. Io l'unica cosa che ho detto alla conduttrice motorizzata, puoi andare in qualunque parte del corpo, tu decida. E infatti Alessia, vedi, ha seguito il pacco. Alessio, scusami, ti ho chiamato Alessio. Lo salutiamo. Mamma, no, però l'amma saluta Alessio, scusatemi. Lui, No. Anita e suo figlio Mattia. Ma perché ci sono problemi? Ma assolutamente no. Ma tra l'altro nel disco c'è un duetto con Ma Alessio. assolutamente no, ci siamo sempre voluti bene. Mi è scappato. Cioè, qualcuno pensava che noi litigavamo cioè, è una cosa assurda. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Se qualche volta è nata qualche incomprensione, Ma che subito ci siamo incomprensione è chiariti. nata? Cazzi nostri, Ettore. È nata e ci siamo anche chiariti. Ti stai incazzando? Cioè, no. Non ti incazzamo. Per un errore che... no, Senti, il pacco, Pacco. la sessualità, Sì, che è stato un fatto fondamentale per te. assolutamente sì. Nel senso, bello, da sempre, desiderato, Sì. da sempre. Scivola quel jeans. Scivola quel jeans, la tua pelle fatta toccare, fatta carezzare, fatta vasà, fatta... Io credo che la parte Nel video prossimo c'è fondamentale- Malena. Dimmi. Io credo che la parte fondamentale di un uomo Sì. non debba nascondere mai alla propria donna o alla persona che gli sta accanto la propria sensualità, il proprio... Come te la già Dici. non nascondere mai la parte, diciamo, anche un po' perversa che uno ha di sé. Bello. Perché a volte il sentimento è una cosa meravigliosa, ma sposato col sesso, Bello. cioè diventa proprio l'universo. Diventa l'universo. Oh, no. bravo. È vero, sì. Sì. Eh sì, perché si fondono due cose che sono fondamentali. Sì. Cioè la sfera sentimentale con la sfera sessuale. Intanto tua figlia fa l'impossibile. Diventa proprio... E diventa, hai capito? Perché Diventa tu l'universo. con la tua donna, con il tuo uomo puoi sperimentare tutti i mondi che vuoi senza limiti e probabilmente è anche un modo per... No, perché ci sono tante persone che queste cose non le cacciano fuori. E che lei è una sofferenza rossa, Ettore, io credo. È certo che è una sofferenza Madonna. rossa, perché mica puoi fingere per tutta No. la vita. No, oppure non le cacciano fuori oppure se le vanno a cercare da un'altra parte. Eppure non è triste secondo No, te? è tristissimo. Cioè, tu con la donna che ami puoi fare quello che vuoi, no? Assolutamente, con la donna che ami, con l'uomo che ami puoi fare quello che vuoi. Sì. Perché andare a cercare
un'altra cosa da un'altra parte, mancando di rispetto a chi ti sta vicino. È vero. E andiamo avanti, dammi l'ultimo input e poi torniamo al canto. Alessia, puoi scegliere quello che vuoi. Grazie. La voce, La voce. il canto, Sì. il talento. Che vuoi dire? No, dimmi, Che fammi cantante la sei tu, domanda. secondo te? Io sono un cantante napoletano che ha creato un genere musicale nel 2004 che si chiama Pop and Up Sound, differenziato un po' dal melodico proprio per come dire, l'evoluzione degli arrangiamenti, dei testi, delle musiche e tant'altro. Aver creato un genere musicale che mi appartiene ancora oggi e cerco di seguire sempre il mio stile, la mia strada e la mia musica soprattutto. Senti, l'ultima cosa te la voglio chiedere io. Mamma come sta? Sta bene, sta bene. Da quando sono uscito sta molto molto bene. Ti sta guardando? Prima, sicuramente sì. Prima che uscissi era un po' stressata l'ultimo periodo, un po' troppo. Cioè le trasmettevo anche io tanta ansia, perché tu sai, comunque cioè, voglio dire i cambiamenti ci sono stati, ma quell'euforia, quel pizzico di diavoleria in me non morirà mai, o no? Cioè penso che ognuno di noi ci sarà sempre quel diavoletto nascosto. Uno cambia, si modifica, però non cambia a 360 gradi. No, come la pensi? No, per certo, è così. È così. È chiaro che non si può proprio modificare Tutta il la carattere. persona. No, tutta la persona la può modificare, anche perché finisci per diventare qualcosa che non sei. Bravissimo. Finisci Vabbè. per fingere. Bravissimo. È una cosa bruttissima, perché poi nessuno ti crede più. Cioè, È vero, quando uno cerca di apparire e di diventare un fatto che non è, ma che persona è? bravissimo. È una roba finta. Io anche quel pizzico lo terrò sempre in me, quando esce fuori, voglio dire. Senti, Però speriamo. ti ho chiesto mamma, mi hai parlato di papà. Sì, Di Carmen ho detto io sì. che io credo sia in qualche modo la donna che ti ha cambiato la vita. Sì. Vogliamo parlare di tua figlia un attimo? Mi vuoi dire qualcosa di tua figlia? Sai che non riesco a parlare assai di Raffaella. Perché? È perché è un amore troppo grande, Ettore, veramente, cioè, quando me lo diceva mio padre, io non ci credevo. Ma quando può essere questo amore? E io ti dico che tutto, cioè tutto quello che è la mia vita, tutto il mio essere, non è niente vicino all'amore di mia figlia. Cioè io sarei disposto a fare di tutto. Dice, rimaniamo tutti in due fuochi, ora basta che fa sta cena buona adesso. Io lo farei domani mattina. Meraviglia. Grazie, io ti auguro una cosa veramente, e questa serie di trasmissioni servono anche a questo, che tu possa tornare al lavoro alla grande. Sì. Tra l'altro voi in sovraimpressione, ma lo sapete troppo bene, ci sono tutti i numeri per i contatti, sì, insomma, tutte le cose. Oggi esistono anche i social. Oggi esistono i social, Io tra prendo l'altro. più date sui social che sul telefono, diciamo, quello che abbiamo conservato dal 2004, il numero è sempre lo stesso. Ah, un numero è sempre lo 101 finale. E risponde? Antonio Pisani, Torino Luangali, sulla noi. Ma non lo posso fare trasino. Manager fede, come non lo puoi fare entrare? Ma ti prego. Manager fedelissimo. No, Ah, ma ti la prego. barba ti affascina, Tony, No, dai. ma senza dire niente. Non può proprio camminare, mi fanno male i piedi. Ma lui è così. Scusa, ma come fai Cioè, mo ad lui- accompagnare... Ma lui è un fenomeno proprio per questo. Ma quanto è bello. Cioè che la vecchia guarda galleria, ricordi? Certo. Chi sei nato là? La prossima volta faccio una Ho canzone. imparato da poco a scrivere su WhatsApp. Ah, perché non... No, è proprio, capite, che lo medioevo, però diciamo col lavoro nel sangue. Oh, si sta incazzando, aspetta. È una sveglia analogica nell'era digitale, però lui sul lavoro che fa, che svolge con me, è uno dei più grandi a Napoli e tutti gli organizzatori lo sanno. Oh, però è rimasto là accanto a te, E mi ha aspettato. E t'ha aspettato. Per me questo mi dà una prezzo, è toro. Guarda, perché io non l'ho visto in giro. Mai. Non è che se mi sarei danato Assolutamente cantando. ho avuto anche tante richieste dai miei colleghi. Ad esempio, tu quando mio nonno è morto. Oggi rimane tornato. Eccoci qua.